Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telealto Veneto, in apertura alla cronaca da Vicenza, anzi dalla provincia, la Valsugana, che torna a far parlare tristemente di sé. Gli abitanti della zona sono preoccupati, sono 40 anni, dicono che questa strada non viene messa in sicurezza. Il sindaco di Sannazzaro chiede interventi immediati. Sentiamolo. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Sì, eccoci ancora in collegamento da Castelfranco in diretta. E l'applauso. Ecco, avete sentito l'applauso, sono veramente molto eccitati per questa vincita, per il loro amico. Devo dire anche una cosa, che prima stava passando una signora che probabilmente stava andando a cena, è stata praticamente sequestrata dal gruppo di fan. Ecco, non so se riescono ad inquadrarla. Con tanto di maglietta, potete vedere con la maglietta dottor Mauro Marin. E da Castelfranco è tutto, vi restituisco la linea allo studio. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telealto Veneto, in apertura alla cronaca da Vicenza e provincia, e apriamo proprio con un sit-in di protesta questa mattina davanti all'ospedale di Vicenza. I dipendenti della San Bortolo hanno manifestato contro le cosiddette pagelle, servizio. Adesso la politica, c'è fermento a Malo per le prossime elezioni amministrative tra gli aspiranti alla poltrona di sindaco che rappresentano tutti i principali orientamenti politici, e c'è anche il primo cittadino in carica che punta al raddoppio. Erlengo di Ponzano, dove questa notte una banda di ladri ha fatto razzia di attrezzi agricoli all'interno di un deposito. Il servizio. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telealto Veneto, in apertura le notizie da Vicenza e provincia, e partiamo proprio dalla provincia con una protesta, un sit-in dei lavoratori dell'azienda Costa Brighi di Schio davanti alla banca che ha chiuso i prestiti all'azienda. La situazione è incredibile, la ditta ha commesso per 1.300.000 euro, ma i 46 operai da dicembre sono senza stipendio. Sentiamoli allora. E ora sentiamo altre notizie in breve dalla Trevigiano. Buona continuazione con i nostri programmi, arrivederci. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telealto Veneto, in apertura la cronaca da Vicenza e provincia. Partiamo proprio dalla provincia con una baby gang che terrorizza il centro di Bassano finché la polizia interviene, denunciando 4 ragazzini per rapina, estorsione, minacce, violenza e lesioni. Sentite. E adesso la cronaca. È finito in manette lo spacciatore degli studenti trevigiani, ad arrestarlo i carabinieri delle volanti della questura di Padova. Questo era l'ultimo servizio, non ci sono altre notizie, grazie per averci seguiti e buonasera a tutti. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telealto Veneto. In apertura, in primo piano, un'ampia pagina dedicata alle elezioni. Cominciamo allora dalle regionali. Abbiamo ricevuto un consenso plebiscitario. Ora avanti col federalismo, l'ha detto a Treviso il nuovo governatore Luco Zaia, circondato dagli alleati del PDL e del DC. Guardate. La Lega dunque raddoppia i suoi consensi, tonfo invece per il PDL, mentre il PD sembra mantenere le sue posizioni. Vediamo allora com'è andato il voto nei vari comuni, vediamo proprio la mappa. 59,55% dei voti, primo cittadino di Vidor. Adesso andiamo avanti con i risultati dai comuni del Trevigiano. A Spresiano, a sorpresa, vince Riccardo Missiato, dove il sindaco uscente leghista non è stato riconfermato. 11° meeting della Protezione Civile a Lonigo, una 3 giorni intensa che oggi ha raggiunto il suo culmine con la sfilata dei volontari in tutto il Veneto. 2 autori di un vasto giro di furti e truffe, si tratta di malavitose del Bolognese, 14 le denunce, 12 rinvii a giudizio. Le indagini sono partite proprio da una denuncia formalizzata al commissariato di Cortina. Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello a 10, ha toccato terra castellana. Una folla in delirio lo aspettava all'osteria dei genitori a Castelfranco Veneto. Una grande festa per Mauro nazionale, che ai nostri microfoni racconta i suoi sogni, le sue aspettative e dichiara anche che si prende un anno sabbatico dalle fidanzate. Ascoltiamolo. Ebbene, finiamo il nostro telegiornale proprio con Mauro Marin. Grazie per l'ascolto a tutti i telespettatori e arrivederci alla prossima edizione.